Elezione RSU nel pubblico impiego, abbiamo il risultato finale: per il terzo anno consecutivo la CGIL conquista la leadership a livello provinciale. Sì, un grande risultato che ci carica di una grande responsabilità, ma prima ancora voglio evidenziare come i lavoratori del pubblico impiego abbiano ormai fatto proprio questo dato della scelta democratica e della partecipazione. L'82,5% dei lavoratori ha partecipato al voto scegliendosi i propri rappresentanti sindacali di base. Questa è la testimonianza di come vogliono partecipare ai processi produttivi, alla riforma dei servizi del pubblico impiego per migliorarli, per dare servizi di qualità. Per quanto ci riguarda, orgogliosi e soddisfatti di questo risultato importante che ci mette nelle condizioni ancora di più di fare meglio rispetto ai diritti e per quanto riguarda anche a tutto quello che i lavoratori si sono visti rubare a livello centrale. Dobbiamo parlare di rinnovi contrattuali, dobbiamo parlare di riforme, dobbiamo parlare di stabilizzazione. Sottolineo l'importanza che ormai abbiamo dentro la sanità. In questi 6 anni noi siamo passati da 1 a 9 RSU. Questo dimostra come la nostra presenza in questo comparto della sanità è stato molto apprezzato per le scelte che facciamo tutti i giorni a sostegno dei diritti dei lavoratori, ma contestualmente anche a sostegno dei diritti di cittadinanza, perché nella sanità abbiamo avuto grandi problemi, per cui siamo stati in grado di saper dare quelle giuste risposte all'utenza, che sono coloro che poi usufruiscono dei servizi pubblici, ma anche ai lavoratori.